l'arrivo dell'inverno arrivano puntuali come non mai malanni e febbre che vanno a colpire soprattutto i bambini, febbre più o meno alta che provoca dolori di vario tipo a seconda delle caratteristiche della tipologia dell'infezione che la causa. Un approccio ponderato e ragionato con l'aumento della temperatura dei propri figli deve essere valutato assieme al pediatra di base, senza allarmismi e di contro senza somministrare in maniera sconsiderata e avventata farmaci ai piccoli senza una previa consultazione con lo o la specialista. Insomma, vietato il fai da te. Questo è un periodo in cui la febbre, i bambini con la febbre sono moltissimi. La febbre non deve spaventare. La maggior parte dei bambini in età d'asilo oppure anche in età scolare in questo periodo si ammalano di malattie infettive. La maggior parte delle malattie sono di natura virale, si manifestano con la febbre come le malattie di natura batterica, ma sono molto più frequenti quelli virali, tipo l'influenza. Spesso prendono le vie respiratorie, quindi danno problemi tipo respiratorio, tipo tosse. Non bisogna assolutamente fare il fai da te, non bisogna dare antibiotici quando non servono. Dare antibiotici quando non servono è pericoloso perché la somministrazione di antibiotici può creare delle resistenze batteriche che impediscono poi in una fase successiva all'antibiotico di funzionare. Quindi sempre seguire le indicazioni mediche. Ecco, come si manifesta la febbre e come distinguere un tipo di febbre che voi medici definite magari più pericolosa rispetto a un'altra? Allora, l'entità della febbre non ha nulla a che fare con la pericolosità della malattia. Ci sono bambini che hanno 39-40 di febbre, hanno un'infezione virale, stanno bene, e bambini che hanno 38 di febbre che possono star male. Quindi è impossibile, in base all'entità della febbre, distinguere il tipo di patologia che ha il bambino. Bisogna sempre farsi condurre dalle condizioni generali del bambino. Quindi un bambino in buone condizioni generali, anche se ha la febbre alta, è un bambino che non ha una malattia grave. Un bambino invece che ha la febbre anche non particolarmente alta, 38, 38,5, ma che neurologicamente è compromesso, che dorme molto, che non riesce a risvegliarsi, che è lamentoso, è un bambino che può avere una malattia grave in corso e quindi che deve richiedere l'aiuto medico immediato o quasi immediato. Ciao! La collega mi ha detto che hai la febbre, vero? Sì. Allora io adesso ti ho portato la medicina, vedrai che la febbre si abbassa, hai un pochino anche di mal di testa? Un po'. Un pochino, anche con questo vedrai che passerà anche il mal di testa, sai? Bene, prendi la medicina e ci vorrà un pochino prima che faccia effetto, ok? Ci vorrà ancora un pochino, però vedrai che dopo starai decisamente meglio. In entrambi gli ospedali di Bassano e Sant'Orso, quindi le pediatrie in questi giorni d'inverno si trovano a svolgere un'attività particolarmente intensa, perché sono davvero numerosi i casi di febbre che colpisce la fascia debole della società, i bambini appunto. In genere il bambino passa per il pronto soccorso, se è una situazione acuta non è un ricovero programmato. In pronto soccorso i bambini fanno un primo triage, se sono dei codici verdi o bianchi, quindi non gravi, vengono indirizzati direttamente in pediatria dove c'è un pediatra che li accoglie in pronto soccorso, li visita e prescrive esami se sono necessari e poi stabilisce il ricovero se è necessario. Poi tra l'altro adesso con il rinnovato pronto soccorso c'è proprio una corsia preferenziale per i bambini, per i minori. Assolutamente sì, stiamo con il dottor Favaro, il primario del pronto soccorso generale, stiamo sviluppando un nuovo protocollo per i bambini che prevede anche l'accesso alla pediatria non più sotto gli 8 anni ma sotto i 14 anni, quindi alzeremo l'età pediatrica in modo tale che i bimbi arrivino in pediatria sotto i 14 anni quasi direttamente. Verranno sempre bloccati in pronto soccorso generale i bambini codici rosso e codici gialli, che sono i bambini più gravi. Allora in questo caso sarà il pediatra che andrà in pronto soccorso per aiutare il medico di pronto soccorso a gestire il caso clinico.
Certo è che il ruolo fondamentale è quello ricoperto proprio dal pediatra di base. I pediatri di base sono un riferimento per la famiglia, sono pediatri che conoscono il paziente, sanno come reagisce il paziente, sanno quali sono le patologie precedenti del paziente e quindi sono un filtro fondamentale per noi perché filtrano le situazioni e ci possono inviare i casi più importanti e più gravi. Quindi per noi rimangono comunque un punto importante e devono esserlo anche per la famiglia. Ecco, nell'ottica della rete territorio ospedale che si deve venire a creare. Sicuramente sì, ci deve essere una collaborazione tra ospedale e territorio, questo è fondamentale. Una rete che significa corretta gestione della salute del bambino, che vede coinvolti sanitari dell'ULSS 7 Pedemontana, medici di base e famiglie. Proprio i genitori, il pediatra di base fornisce un importante strumento che diventa fondamentale nella quotidianità, una sorta di vademecum preciso e dettagliato, grazie al quale mamme e papà possono acquisire conoscenze primarie per affrontare situazioni che solo se si è pronti possono essere superate nel migliore dei modi, anche senza essere medici o infermieri, a cominciare proprio dai primissimi giorni di vita. Dall'allattamento alla febbre, alle malattie respiratorie ricorrenti e ancora la prevenzione degli incidenti, soprattutto quelli tra le 4 mura di casa. Un dato legato a questi ultimi che fa molto riflettere, come ci spiega il referente della pediatria di base del distretto 2, Daniele Pittarello. Possiamo affermare che gli incidenti in età pediatrica sono una delle cause principali di morte dei bambini, quindi è necessario e importante adottare tutte le misure possibili per ridurre la frequenza di questi incidenti, i rischi e eventualmente anche ridurre le conseguenze di questi incidenti. I bambini più a rischio sono i bambini sotto i 4 anni. L'incidente più frequente è sicuramente l'ingestione di corpo estraneo. In pratica il presidio più utile e più importante è quello di evitare i giochi e gli oggetti di dimensioni al di sotto dei 4 centimetri. Per avere un'idea, il diametro del tubo di cartone della carta igienica. L'eventualità più frequente è che il bambino metta in bocca un oggetto, lo deglutisca, questo passi nell'apparato digerente e non succede niente. Le altre 2 eventualità sono che ci sia una ostruzione parziale delle vie aeree o una ostruzione totale delle vie aeree. L'ostruzione parziale, il bambino piange, tossisce, urla, cerca di liberarsi di questo corpo estraneo. Non va fatta nessuna manovra di disostruzione. Bisogna solo cercare di incentivare che il bambino tossisca, perché con la tosse si aumenta la pressione intratoracica e quindi l'eventuale corpo estraneo viene espulso. Se invece il bambino non riesce a piangere, non urla, e il corpo estraneo probabilmente è andato a intasare le principali vie aeree. In questo caso bisogna attuare quelle manovre di disostruzione che vengono spiegate nei corsi appositi. Corsi appositi, abbiamo sentito, che permettono ai genitori di salvare non solo la vita del proprio figlio, corsi che soprattutto negli ultimi tempi vengono organizzati su tutto il territorio dell'azienda sanitaria ULSS 7 e dalla Croce Rossa e che di anno in anno registrano una frequenza sempre maggiore. Nel corso delle nostre visite filtro nei bilanci di salute, molti pediatri alle prime visite spiegano visivamente e materialmente ai genitori come poter fare una manovra di disostruzione in un lattantino che, essendo piccolo, è molto più maneggevole e molto più facile che si possa espellere un eventuale corpo estraneo. Noi pediatri, in questa USL, siamo andati diverse volte nelle scuole materne e negli asili nidi a spiegare quali possono essere le manovre utili per la disostruzione e gli interventi di primo soccorso.
cosiddetto RCP, cioè la rianimazione cardiopolmonare. Un monito che arriva poi dai pediatri è quello legato all'utilizzo nei primi anni di vita di apparecchiature elettroniche, telefonini, tablet, e qui non ci sono dubbi, andando anche un po' controcorrente rispetto a quello che si vede in giro quotidianamente. Questo diventa un importante passaggio da non sottovalutare. Noi come pediatri assolutamente sconsigliamo l'uso dei device sotto i 6 anni. Per quale motivo? Innanzitutto provocano un isolamento sociale. Inoltre possono provocare dipendenza ed è dimostrato scientificamente che le onde elettromagnetiche possono causare danni al sistema nervoso centrale e alla vista. Quindi, genitori, vi sconsigliamo di dare ai vostri figli, almeno fino sotto i 6 anni, i device. Alla fine ci sono pochi accorgimenti da seguire che diventano però fondamentali per tutelare e proteggere i bambini e permettere loro una crescita armoniosa che inizia assieme a mamma e papà in casa e può avere un supporto importante dalle strutture ospedaliere, nel caso dell'ULSS 7 Pedemontana nei 3 nosocomi di Bassano, Asiago, Sant'Orso, nell'ottica di un territorio, una società, una comunità che si sviluppano seguendo da vicino lo sviluppo dei futuri uomini e delle future donne.